Sarà una visita tendenzialmente in giornata senza pernottamento, quella che Papa Francesco farà a Venezia domenica 28 aprile, dedicata esclusivamente alla città di Venezia e per questo non inserita a ridosso delle altre due tappe che il Santo Padre farà successivamente a Nord-Est, il 18 maggio a Verona e il 7 luglio a Trieste. Il programma ufficiale della visita ancora non c'è, anche se è già stato messo a punto, in quanto i dettagli devono essere prima validati dalla Santa Sede. La messa del Papa, momento culminante della visita, sarà però celebrata in piazza San Marco con la Basilica Cattedrale sullo sfondo. Il Papa, come già annunciato, visiterà, sempre accompagnato dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il padiglione della Santa Sede alla 60ª esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia nel carcere femminile, dove incontrerà alla Giudecca le detenute, poi abbraccerà i giovani della diocesi e celebrerà l'Eucaristia prima di ripartire per Roma. È una visita di cui siamo grati al Signore, una visita che ha un filo conduttore, certamente la carità e la cultura e il desiderio di incontrare la comunità ecclesiale che è in Venezia, la Chiesa che è in Venezia, la città che è in Venezia. Come sempre avviene in occasione delle visite del Papa in Italia, l'organizzatore ufficiale sarà la diocesi ospitante e dunque il Patriarcato di Venezia, che sarà il centro e punto di riferimento, e poi la Biennale per la parte culturale. Prepariamoci spiritualmente, prepariamoci personalmente, prepariamoci come comunità. È un evento di grazia, è un evento significativo, è un evento che deve rilanciare il nostro cammino di fede e la nostra testimonianza cristiana oggi nelle nostre terre, nella nostra città.